Io compro Siciliano Live, una nuova puntata, la seconda puntata. È arrivato il momento di svelarvi quale sarà l'argomento di oggi. Guardiamolo insieme. E questo, Resto al Sud Sicilia, questo progetto importantissimo. Allora, ho chiamato i rinforzi anche oggi, prima di presentarvi gli ospiti che ci racconteranno di Resto al Sud. Ci tengo particolarmente ad avere al mio fianco Davide Morici e Giuseppe Giorgiani, ricordiamo founder e project manager di Io Compro Siciliano. Bentrovati ragazzi. Ciao Buongiorno, Eliana, buongiorno a tutti. buongiorno Io a non tutti. sapevo che avrei avuto due co-conduttori in questa avventura. È un onore, vogliamo assolutamente supportare, diciamo, questi live, il piacere, perché poi, diciamo, è un onore starti accanto e una professionista come te, quindi. Vi ringrazio. Intanto soddisfatti, ho visto che ieri un sacco di gente ha seguito, vi ha seguiti, ci ha seguiti per scoprire quali sono i prossimi orizzonti di Io Compro Siciliano. Sì, soddisfatti e come si dice, soddisfatti e rimborsati. Questi rimborsi noi li faremo assolutamente nel tempo perché stiamo costruendo e supportando e strutturando questo grande progetto. Poi oggi è un argomento importante che riguarda tutta la nostra regione e che è assolutamente un'opportunità da cogliere al balzo. Abbiamo tanti esempi di realtà che sono nate grazie all'argomento di oggi. Soprattutto Allora, è importante per i giovani anche perché dobbiamo assolutamente fermare i giovani nella nostra terra e non farli partire al nord o in altri stati, perché realmente, come dicevo e come dico sempre io, la Sicilia è veramente un continente, non è una regione e quindi ha le possibilità, le potenzialità veramente enormi e questo, quell'argomento che proprio tratteremo oggi è uno di quegli argomenti importanti che possono veramente dare un aiuto concreto a tutti quelli che vogliono rimanere in questa splendida isola. abbiamo un video da poter vedere insieme per introdurre proprio l'argomento che sarà protagonista quest'oggi. Allora chiedo a Paolo dalla regia di mostrarci il video di presentazione di Io Resto al Sud. Non sono un figlio d'arte, mi sono dovuto inventare questa attività e ne sono molto orgoglioso. Resto al Sud, meglio Resto in Sicilia, è una grande opportunità che vogliamo offrire ai giovani e ai meno giovani, anche perché si spinge quasi alla mezza età questa soglia di accesso a questa misura che consente di ottenere non solo un significativo contributo pubblico per avviare un'attività imprenditoriale, una nuova attività imprenditoriale, una start-up come si usa dire, ma anche, questo è quello che fa la Regione Siciliana con la sua autonomia finanziaria, a questo serve lo statuto, a questo serve l'autonomia, dà anche un'opportunità fiscale, nel senso che per 3 anni garantiamo l'esenzione fiscale dalle imposte di pertinenza regionale, aggiungendo quindi agli incentivi già previsti a livello nazionale dal Resto al Sud, da questa misura Resto al Sud, anche quelli regionali. Ecco perché si definisce il Resto in Sicilia, ecco perché è una misura che realizzerà tante altre iniziative, già alcune importanti si stanno realizzando in Sicilia. Auspichiamo che attraverso questa nuova opportunità tanti giovani decidano di restare in Sicilia lavorando, costruendo un'impresa, facendosi una famiglia e facendo crescere la Sicilia. Il Resto al Sud Sicilia si lega tantissimo con il lavoro portato avanti in questi mesi da Io Compro Siciliano, ma lo scopriremo man mano. Intanto diamo il benvenuto a chi abbiamo già conosciuto attraverso questo video, il vicepresidente della regione siciliana Gaetano Armao, e diamo il benvenuto anche a chi ha realizzato le immagini di questo video. Intanto benvenuto. Benvenuto. Buongiorno.
Buongiorno. E sta arrivando anche Francesco Panasci, che è il manager del gruppo editoriale Panastudio, che si è occupato di realizzare le immagini bellissime di questo video. Ben arrivato. Buongiorno a voi, grazie. Buongiorno. Buongiorno. Intanto partiamo dal vicepresidente. È successo qualcosa al video? Non si sente. Non si Sì. sente, si è bloccata Eliana, non sappiamo Non ci perché. sentiamo. Regolarmente. Allora, intanto buongiorno, prendo la parola io. Ecco, Eliana ha avuto qualche problema di connessione, purtroppo diciamo che ormai ci siamo anche abituati con tutte queste problematiche. Buongiorno Presidente, buongiorno Francesco. Do la parola a te Francesco, in attesa che rientra Eliana, perché meglio di te sai coordinare bene questa grande opportunità che poi noi stessi abbiamo promosso più di una volta, anche facendo nascere nuove attività, e l'abbiamo visto anche nel video. Sì, diciamo che questa attività di comunicazione che ha voluto fortemente l'assessorato all'economia, proprio il professor Armao, ha pensato che in un momento così difficile, così critico dal punto di vista economico e di sviluppo imprenditoriale, portare avanti un'iniziativa che già esisteva comunque da tempo, che è appunto Resto al Sud, potesse essere anche uno strumento importantissimo per dare un lancio importante al mondo imprenditoriale tutto, ai giovani e soprattutto anche ai non più giovani, perché sapete bene che ormai un uomo di 50 anni oggi, se perde il lavoro, non ha nessuna possibilità di essere accolto in questa società sia imprenditoriale che proprio la società civile dove si vive. Allora abbiamo studiato insieme al professore intanto delle attività che spiegassero bene che cosa è il Resto al Sud, che cosa significa investire in un territorio complicato, ma rimane sempre l'isola più bella del mondo, che è la nostra Sicilia. È un incentivo che chiaramente arriva da invitare da questa agenzia che da sempre si occupa di misure speciali per le imprese, e avendo constatato insieme che già c'erano tantissimi progetti approvati in Sicilia di giovani imprenditori che avevano scommesso appunto su questa iniziativa, abbiamo portato all'interno di questo progetto editoriale delle testimonianze vere di giovani che avevano ottenuto il contributo e che avevano messo in piedi una loro attività anche tradizionale. L'esempio è di quel ragazzo che è un fabbro, che pur essendo un non figlio d'arte, quindi il suo papà faceva ben altro lavoro, ha deciso di investire su un'attività artigianale, artistica, che è quella appunto del battuto. Anche quella lì è un'operazione emozionale, ma è una realtà dei fatti, cioè una progettazione ottenuta grazie al Resto al Sud, che ha portato chiaramente a una iniziativa imprenditoriale in Sicilia che sicuramente senza questa misura non sarebbe arrivata. Benvenga, e devo dire che abbiamo anche noi all'interno del gruppo Io Compro Siciliano, all'interno del fenomeno Io Compro Siciliano, abbiamo delle testimonianze. La scorsa settimana è uscito un articolo su Repubblica che narra, che parla di un'attività legata agli occhiali, un figlio pure un po' come la storia del fabbro che abbiamo visto, che ha creato, grazie a Io Compro Siciliano, all'input e ai feedback che ha avuto postando dei prototipi di occhiali, ha creato un'attività supportata dal progetto Resto al Sud e che oggi lo vede assolutamente protagonista e imprenditore di se stesso. Quindi sono delle opportunità che noi stessi spingiamo, noi promuoviamo e noi supportiamo anche come consulenza quando la gente ha bisogno. Noi stessi, principalmente l'ingegnere Giorgiani, si occupa proprio di consulenza in merito al Resto al Sud. Forse Eliana vedo che sta per rientrare, prima di dare la parola all'assessore. Sì, Eliana è sempre ferma. Niente, oggi non riusciamo a ottenerla. Vabbè, allora faccio da moderatore, da coordinatore insieme a Francesco, che d'altronde la conoscenza è abbastanza lunga con Francesco. È storica, ma infatti Davide, scusa se mi intrometto a questo punto, ecco, dato che comunque conosco bene il progetto, l'abbiamo elaborato con l'assessore, e grazie anche a voi, Io Compro Siciliano, sappiamo quanto questa piattaforma sia importante, quante utenza e soprattutto quante eccellenze siciliane portate avanti da diversi anni. Ecco per cui diciamo mi è venuta voglia di sentirvi direttamente, perché Resto al Sud non è un'opportunità né mia né del singolo imprenditore,
un'opportunità che va sfruttata da tutto il centro-sud, e grazie a un gruppo di professionisti come anche lo stesso Giuseppe Giorgianni, se riusciamo a dare una spinta, anche una spinta di fiducia verso chi vuole investire ancora in Sicilia, sicuramente questo lo otterremo. Come avete potuto vedere anche dall'intervista breve che ha rilasciato l'assessore Armao all'interno di quel servizio, lui spiega direttamente anche con quell'entusiasmo che è giusto che venga trasmesso attraverso questo video emozionale. Però a questo punto io direi proprio sentiamo il vicepresidente. Prima di sentirla Eliana, questa volta c'è Eliana, facciamo entrare Eliana che io mi sono permesso di lo presenta meglio. Scusa, c'è Eliana. No, ma per fortuna che c'era Francesco, sapevo di avervi lasciato in buone mani, ho dovuto lasciare lo studio principale, piccolo inconveniente, ma siamo abituati anche a questo in questo nuovo mondo ipertecnologico. Immagino, io ovviamente avevo studiato un po' la situazione, ho sentito, immagino abbiate parlato di questo bel legame tra Io Compro Siciliano e anche questo progetto di queste belle realtà aziendali. Penso che però possiamo anche guardare avanti, no? Possiamo anche vedere a quelli che possono essere i prossimi sviluppi, cosa ci si aspetta adesso, vicepresidente. Allora, intanto grazie dell'ospitalità per questa importante piattaforma che ha un messaggio, a mio avviso, importantissimo, che è un messaggio rivoluzionario. Purtroppo per molti siciliani comprare siciliano è una novità e questo è un problema, perché dobbiamo avere l'orgoglio di appartenere alla terra, dobbiamo avere la consapevolezza di quanto sia importante che i prodotti agricoli girino meno possibile, che quindi arrivano dalla nostra terra anziché venire dalla Tunisia, dal Marocco o da Israele. Ecco, fermo restando che sono paesi amici con i quali insomma, abbiamo rapporti, scambi commerciali, però ecco, se i nostri bambini, i nostri ragazzi, i nostri figli, i nostri anziani mangiano o si cibano o acquistano comunque prodotti che provengono dalla loro terra, ci sono elementi chiari di salubrità, di chilometro zero, di minore inquinamento, di tante cose che si riflettono positivamente sulla vita di tutti. Quindi quando si compra qualsiasi cosa si pensi da dove viene e di come si possa comprare uno stesso cibo, uno stesso prodotto, se facciamo senza differenti occhiali, guardando la nostra terra anziché guardare sempre fuori, pensando che risparmiando mezzo euro o €1 possa portare chissà quale ricchezza. Probabilmente pensiamo di aver speso meno noi e indeboliamo la nostra terra e indeboliamo la nostra collettività. Quindi attenzione sempre, ringrazio gli artefici di questa bella piattaforma e di questa bella idea, perché stanno facendo un grande servizio civile alla nostra terra, ai nostri produttori, alla nostra società, ai nostri figli, al nostro futuro, perché senza economia non ci può essere futuro. L'economia passa per l'appunto dalla capacità dei siciliani. Siamo un popolo, siamo un paese medio europeo con 5 milioni di abitanti. Ci sono paesi che hanno ruoli di leader, non parlo di Malta o di Cipro che sono piccoli stati, ma parlo di Danimarca, parlo di Irlanda. Cioè, ho finito adesso un seminario di confronto europeo con un vertice della Repubblica Irlandese e chiaramente con 5 milioni di abitanti, un'isola poco più grande della Sicilia, l'Irlanda è un paese d'Europa, pesa nelle decisioni europee e consuma come un paese da 5 milioni di abitanti. Ecco, la Sicilia non è un paese autonomo, non è uno Stato autonomo, è una regione, la più importante regione autonoma del Mediterraneo, tra le più importanti d'Europa, però non ha la valenza statale, ma come dimensione però ecco, ha un bacino enorme. Quindi comprare siciliano è straordinariamente importante. Ecco perché ho voluto usare, non la uso mai questa espressione rivoluzionaria, a differenza di tanti altri predecessori nostri che hanno utilizzato una rivoluzione ogni quarto d'ora. Le rivoluzioni sono più che altro culturali e comprare siciliano è una vera rivoluzione culturale. Vi ringrazio davvero da siciliano e da amministratore per il lavoro che fate. Continuate così. Resto al Sud è stata un'opportunità di dimostrare come l'autonomia finanziaria serva, l'autonomia siciliana serva. Perché? Perché noi, piuttosto che scimmiottare lo Stato e lanciare un'altra iniziativa di incentivazione, abbiamo pensato a rafforzare come? Con la nostra peculiarità, cioè con quello di poter non far pagare le imposte a chi intraprende, a chi scommette,
a chi decide di non stare dietro una segreteria politica a cercare un posto e invece si cimenta sulle sue idee, scommette sulle sue idee, pensa che attraverso il lavoro si possa costituire un futuro vero per la nostra terra, non attraverso l'uso delle risorse pubbliche più o meno dissennato che in questi anni purtroppo si è fatto nel nostro passato. E la produzione quindi va accompagnata anche da parte delle istituzioni pubbliche a aiuti, incentivi, ma anche a minori oneri fiscali. Ecco perché abbiamo previsto che tutte le iniziative che sono ammesse al Resto al Sud, quindi da parte di un soggetto terzo, quale in Italia, che quindi fa una valutazione oggettiva della proposta imprenditoriale e quindi ne pesa anche l'incentivazione da offrire, poi potrà essere ammessa a un sistema di beneficio fiscale per cui le imprese che partiranno e che partono finanziate attraverso Invitalia e attraverso il Resto al Sud non devono per 3 anni pagare imposte alla Sicilia. Questo per le imposte di pertinenza siciliane. Questo è un primo esempio di fiscalità di sviluppo, così l'abbiamo definita, non di vantaggio, perché c'è poco da reclamare vantaggio, perché i vantaggi abbiamo purtroppo fin troppo pochi, ma una fiscalità di sviluppo che consente a chi intraprende di non avere l'onere di dover pagare interamente le tasse, ma di averle attenuate, perché è in una fase iniziale di crescita. Quando si consoliderà diventerà uno dei pilastri sui quali si fonda una società, sui contribuenti, perché la Regione, che quest'anno registra purtroppo 300 milioni in meno di entrate, perché noi, a differenza di altre regioni che chiedono allo Stato di passargli le risorse, quello che possiamo spendere, quello che raccogliamo. Se abbiamo minori entrate dobbiamo rivedere, ecco perché alcuni tagli, alcune riduzioni, perché se non entrano le risorse non si possono utilizzare, a meno di non buttarle sulle generazioni future, come purtroppo si è fatto in passato e come questo governo non intende fare, tant'è che abbiamo ridotto di quasi 1 miliardo di euro il debito. Ma per far questo dobbiamo quindi ridurre. Qual è l'unica prospettiva per crescere nuovamente? Che nuove imprese creino lavoro, reddito, fatturino, creino volume d'affari e quindi producano. Questo facendolo dalla Sicilia. Ecco perché il Resto al Sud in Sicilia, ringrazio Francesco Panacci per un lavoro bellissimo che ha fatto ed è riuscito a interpretare come nessuno avrebbe voluto fare tra di noi questa ansia di cambiamento, di futuro. La Sicilia ha una straordinaria opportunità, quella di puntare sulle sue energie, sul suo passato, sulla sua storia, sulle sue caratteristiche produttive, ma soprattutto sul genio dei siciliani, sull'intelligenza. Ecco, è possibile dare un futuro diverso alla Sicilia, ma passa soltanto dall'impresa, dal lavoro, dalle professioni, da chi, come quel ragazzo che non è nato figlio di un fabbro, ha deciso di non fare chissà quale lavoro innovativo, ma tornare a fare un lavoro straordinario, che è quello che consente ai nostri palazzi di essere tra i più belli d'Europa, che consente ai nostri giardini, che hanno delle inferriate straordinarie, di essere tra i più belli d'Europa. Quanto è importante in questo momento fare rete, unire le forze, perché qui abbiamo il confronto fra figure completamente diverse, quelle dell'imprenditore, stiamo parlando qui all'interno del contenitore di Io Compro Siciliane, quindi di qualcuno che ha riunito, e poi la politica e i finanziamenti, e quindi mettere tutto al servizio del territorio, ma lo si fa tutti insieme, remando tutti nella stessa direzione. Io ringrazio molto questo stimolo, perché proprio dà il senso, la cifra della sfida che dobbiamo vivere. Purtroppo noi siamo un popolo che ha subito tante di quelle prevaricazioni e ha tanta voglia di riscatto che spesso ha ritenuto di abbandonare l'idea che si dice tutti insieme o si perde tutti insieme, ma pensando a salvarsi ognuno come può, come una nave che affonda e ognuno pensa a salvarsi come può. La Sicilia si salva tutta insieme, si salva se il sistema, e ringrazio ancora chi ha avuto l'idea di lanciare Compro Siciliano, se funzionano le reti, se funziona la cooperazione, la collaborazione, l'integrazione. I siciliani ci hanno ottenuto qualcosa nella storia, hanno ottenuto quando hanno fatto sistema. Guardate, quest'anno ricorrono, sono appena finito il 2020, ricorrevano i 200 anni della rivoluzione del 1820. La rivoluzione del 1812 siciliana, la gloriosa rivoluzione che dialoga la Costituzione, da cui poi sono nate le forme di autonomia fino allo Statuto, funzionò, poi entrò in crisi perché i Borboni tornarono, ma per alcuni anni la Sicilia è stata un regno autonomo e con una forte innovazione a livello europeo. Poi arrivò la rivoluzione del 1820, dopo qualche anno,
che essendo una rivoluzione dove catanesi e palermitani piegarono e si spaccarono, fu effimera, durò nulla. Ecco, vedete, i processi di cambiamento funzionano se facciamo rete, non se ci spacchiamo e se ognuno pensa di salvarsi da solo. Io compro Siciliano è la dimostrazione che c'è una idea molto chiara, che non ci si salva da soli, ci si salva insieme, con innovazione, facendo sistema, facendo quello che i siciliani sanno fare, cioè mettendo in atto il loro genio, la loro capacità innovativa, come quei ragazzi che abbiamo visto nel filmato. Ma i ragazzi del filmato sono un esempio. Io vorrei ricordare, Giuseppe, dimmi se è corretto, info@iocomprosiciliano.com, perché secondo me questo è un punto di partenza che quest'oggi può aprire le porte a tante altra gente, e magari basta semplicemente lanciarsi, mandare un'email per poi iniziare a percorrere un cammino che a volte può spaventare se si è da soli. Sì, assolutamente sì, perché ecco, anche a parte Io Compro Siciliano, ringrazio l'assessore Armao perché veramente stanno dando un contributo notevole a quello che il bando Resto al Sud è veramente imponente ed importante per chi vuole rimanere in Sicilia, per chi per tanti giovani che invece di partire per il nord Italia restano qui in Sicilia, aprono un'attività e vanno avanti. Quindi questo è anche un segnale importante da parte della regione proprio per far rimanere queste persone qui. Noi aiutiamo tante persone, tanti imprenditori, tante start-up ad avviarsi e questo è un'opportunità importante. Infatti ecco, chiunque abbia bisogno di aiuto, di supporto, noi siamo qui, stiamo tentando proprio quello che diceva l'assessore, proprio di creare la rete, quella rete che permette a tutti di arrivare in fondo e quindi arrivare al risultato. Noi lo stiamo vedendo un po' su tutto quello che stiamo mettendo in campo, sia nel portale La Sicilia nel mondo. Ieri abbiamo parlato per esempio di questo progetto che stiamo portando avanti in Cina, grazie ad una rete di impresa, quindi abbiamo unito varie attività, varie aziende, proprio portandole in un mercato enorme che magari sarebbe veramente complesso e complicato arrivarci da soli. E questo è il segnale importante, un segnale veramente, ho apprezzato tanto le parole dell'assessore perché sono quelle che devono far capire che insieme si va avanti, insieme si cresce, insieme possiamo portare la Sicilia ad essere veramente un continente, una nazione e non una sola regione, ecco. E in questo percorso di crescita però bisogna saperlo comunicare bene quello che si fa. Francesco, siete riusciti nel lavoro difficilissimo di tradurre in emozione una storia che in realtà è fatta di numeri, di soldi, di impresa, e non era facile riuscire ad arrivare al cuore da questo. Ma sai, tu fai già comunicazione nel tuo lavoro giornalmente, cara Eliana. Io lo faccio nel mio. Comunicare significa emozionare. Se tu comunicando non crei quell'emozione giusta, praticamente non hai comunicato assolutamente nulla. Allora non abbiamo poi costruito un progetto perché volevamo emozionare. L'emozione esce quando tu già sei coinvolto nel progetto stesso. Quindi io non ho fatto un grande sforzo a cercare una soluzione. Insieme all'assessore abbiamo cercato intanto di capire chi potevano essere gli attori principali di questa attività di comunicazione. Poi tutto nasce nella naturalità. Quel ragazzo ha parlato col cuore, ha parlato che non vuole scappare da questa terra, e quello era un messaggio chiave, era un messaggio importante per chi invece dice che in questa Sicilia non si può costruire nulla. E allora ecco, quella particolare frase ha creato un'emozione che non è stata studiata, ma è stata posizionata all'interno di un progetto comunicativo. Quindi la posizione di ogni frase ha un suo valore, e quel valore che poi diventa una trasmissione di sentimentale, una trasmissione di emozione. Allora noi abbiamo voluto fare questo, abbiamo voluto che iniziasse all'interno di un video un ragazzo e non l'istituzione, ma l'istituzione arriva dopo perché deve spiegare che l'istituzione, quando fa il proprio dovere, riesce a portare, come dire, un contributo fondamentale non solo al mondo imprenditoriale tutto, ma arriva un messaggio che la politica deve fare il suo dovere, che è quello di dare fiducia, di fare le cose concrete e soprattutto di valorizzare quelle che sono quelle opportunità, come Resto al Sud, è un'opportunità che già esisteva e che magari probabilmente senza questo passaggio importante di comunicazione non sarebbe arrivato a tantissime altre persone. Io dopo questo
viaggio fatto insieme a questi imprenditori e questo momento di comunicazione, grazie anche al vostro contributo e a tantissimi giornali amici, con il nostro moderatore siamo riusciti a portare il messaggio di comunicazione a tantissime persone, anche fuori la Sicilia, lo raccontava qualche giorno fa anche la stesso vicepresidente, ma abbiamo ricevuto oltre 100 domande di giovani che vogliono fare impresa nella nostra terra. Io dico che così non solo abbiamo emozionato, ma siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo che ci eravamo prefissati prima ancora di realizzare questo prodotto. Questa è la cosa sicuramente più importante. Davide, è importantissimo tutto questo sentire, dopo aver creduto tanti in un progetto partito dal basso, no? Si dice così, quando è la gente su Facebook, 265.000 persone che hanno espresso un bisogno, e da qui oggi, così come è già accaduto in passato, senti la vicinanza del mondo della politica. Vuol dire che è stato fatto qualcosa di buono, che la direzione intrapresa era quella che c'era bisogno di intraprendere. La gente lo ha detto e chi governa lo sta assolutamente sta accompagnando. Sì, per noi, vado io, Francesco, non so. Sì, scusa, pensavo fosse ridiretta a me la domanda, chiedo scusa. Vabbè, perché poi alla fine diciamo il pensiero è comune, quindi alla fine ognuno ben venga. Devo dire che sì, è un progetto, un giornalista di Milano Finanza, mi piace raccontare questo proprio per il progetto partito dal basso, che ci sta seguendo, perché questo è un progetto che ha una forte presenza a livello internazionale, cioè noi in questo momento veniamo visti, e sin dall'inizio, come la Sicilia unita, quel collante che ha unito varie figure, il mondo dei giovani, il mondo dell'imprenditoria, il mondo del bisogno, perché è nato in un momento particolarissimo, ha avuto la forza grazie a questo momento. Forse l'unica cosa positiva è che nel momento del bisogno ci siamo ritrovati uniti sotto uno stesso, con uno stesso fine, questo giornalista ci dice: voi, a differenza di tanti altri progetti che partono dall'alto, si studiano, si trovano i finanziamenti e poi si distribuiscono, voi siete partiti dal basso, quindi con quei valori molto più forti di qualsiasi altro progetto, un progetto quindi che è in salita. Le istituzioni ci hanno supportato, noi abbiamo visto più volte il presidente Musumeci, anche le belle parole che oggi l'assessore ha detto anche sul progetto, e realmente noi ne abbiamo tanto bisogno, la Sicilia ne ha bisogno. È legato a Resto al Sud, un po' come l'esperienza del negoziante, del ragazzo che ha aperto il negozio di occhiali, anche tante altre esperienze. Ho seguito in prima linea un'esperienza legata al mondo dell'extraalberghiero, che oggi parlare di turismo è un argomento difficile. Viviamo, io stesso sono un imprenditore del turismo, viviamo crisi potenti, forti, il fatto di non poter programmare è, diciamo, il lato negativo, ma siamo assolutamente ottimisti e stiamo investendo. E devo dire che ci sono realtà che in questo periodo di, chiamiamolo Covid, perché ormai si identifica così, hanno sfruttato Resto al Sud per costruire strutture ricettive. Questo abbinato alla consulenza che noi abbiamo dato, perché non dobbiamo mai abbassare, dimenticare quello che è la qualità di un'attività, e devo dire quindi è sicuramente una carta vincente che i giovani oggi stanno sfruttando e devono sfruttare da tutti i punti di vista, per poter creare identità, e anche identità innovative, quindi vecchie tradizioni del padre abbinate un po' come quella del fabbro a nuove forme innovative di artigianato. Quindi ben vengano questi progetti e anche il supporto delle istituzioni. E vorrei tornare a sottolineare, qui il vicepresidente mi correggerà se sbaglio, che qui vogliamo sentirci tutti giovani, perché Resto al Sud Sicilia è destinato sia ai giovani, quindi partiamo dai 18 anni, ma si arriva ai 55 anni, perché sappiamo che comunque si inizia a fare impresa non solo da piccolissimi, ma dedicando del tempo allo studio, una prima parte di formazione, di carriera. Cioè, non si può pensare che a 20 anni si possa avere un aiuto da parte delle istituzioni e poi invece no. Quindi importantissimo sottolineare che fino a 55 anni si può accedere. È una misura che non ha più un range esclusivamente limitato ai giovani e ai giovanissimi, ma guarda anche alle riconversioni. Chi ha deciso di cambiare lavoro, per esempio, ha una bella idea e la vuole lanciare, cioè non è una misura limitata all'età, ecco, alla generazione, ma è una misura che punta sulle idee, e le idee possono venire straordinarie, come ci insegnano i
diciamo, i creatori della Silicon Valley a 20 anni, spesso vengono a 20 anni le idee innovative, ma possono venire anche in età più avanzata quando si ha un'idea imprenditoriale, perché si è maturata quell'idea attraverso l'esperienza, si è filtrata quell'idea attraverso i lavori che si sono fatti, le persone che si sono incontrate, le esperienze che si sono svolte, e pertanto si è forti di un ventaglio di energie e di idee che in qualche modo riesce poi a concentrarsi su un progetto di nuove iniziative imprenditoriali. Ora stiamo predisponendo la legge di stabilità, che sarà approvata questa settimana dalla Giunta e poi passeremo all'Assemblea, e anche lì si stanno cercando di introdurre elementi di innovazione, non per lanciare una proposta, ma dico agli amici, me lo consentiranno, di Io Compro Siciliano, che per esempio tutto il tema della logistica è collegato alle zone economiche speciali, dove si possono avere vantaggi fiscali, anche lì fiscalità di sviluppo per lungo tempo, cioè fino a 27 anni. Quindi tutto quello che oggi può essere, per esempio, logistica, quindi packaging, organizzazione di spedizioni, ecco, oggi può andare in zona economica speciale. Potendo andare in zona economica speciale può essere sottoposto a vantaggi fiscali che rendono competitiva l'impresa in un mercato che è un mercato globale. Diceva Maurici poc'anzi, non si tratta di un mercato di regionale o interregionale. Già comprare siciliano è un modello culturale, anche se non diventa esportazione, cioè devi comprare la frutta, devi comprare il latte, devi comprare un bene, devi comprare, purtroppo non più un'auto, perché un'auto in Sicilia non si producono più, ma se qualsiasi cosa devi comprare, guarda prima se è fatta in Sicilia, se si può comprare in Sicilia, con meno impatto negativo sulla nostra economia e con impatto più positivo sul nostro ambiente, sulla nostra collettività e sulla nostra società. Ma è molto importante l'export, cioè dire al mondo: comprate siciliano, perché comprate qualità, comprate storia, comprate cultura culinaria, cultura civica, e quindi potete, attraverso l'acquisto, comprate libri siciliani. Ecco, Compro Siciliano, che si è concentrato, hanno cominciato dall'agroalimentare, si sta ovviamente espandendo, può diventare deve diventare un messaggio di una cultura che si pone al mondo non più in termini assistenziali, dateci soldi perché non ci bastano, ma una cultura che è proattiva, che dice, fa vedere la Sicilia, una Sicilia che sa dire qualcosa al mondo, come la storia ci insegna, no? E allora, attraverso queste cose, per esempio le zone economiche speciali, un progetto che presenteremo a brevissimo, che è già stato approvato, è tutto varato, ma presenteremo a brevissimo, ci sono opportunità economiche molto importanti, nel senso che l'impresa, per essere più competitiva nel mercato nazionale, europeo, ma soprattutto globale, deve avere dei vantaggi competitivi sul piano fiscale. Le zone franche sono questo, quindi ecco perché zone franche, ma anche le zone franche, questo è molto importante, le zone franche doganali. Questo comporta che attività di logistica connesse alle esportazioni non sono sottoposte al peso degli oneri doganali, che in qualche modo appesantiscono il prezzo di un bene in una competizione internazionale. Quindi noi stiamo puntando a rendere questa Sicilia proattiva, nel senso che dice al mondo: comprate siciliano, perché riusciamo a vendere a prezzi competitivi e soprattutto a superare, concludo il mio intervento con questo riferimento, a superare la cosiddetta condizione di insularità. Vedete, la condizione di insularità, quest'anno ricorrono i 100 anni di Sciascia, che diceva l'insularità è un fatto che nei siciliani determina un elemento psicologico, storico, culturale profondo, no? Come i portoghesi, che guardano all'oceano, hanno una connotazione culturale molto particolare, noi ce l'abbiamo pure da insulari. Ma il tema è che purtroppo non è un fatto solo culturale o letterario, ma diventa un fatto economico, pesantemente economico. Bene, noi come assessore dell'economia abbiamo calcolato quanto costa l'insularità alla Sicilia, e ai siciliani, da Diana Chiavetta a Giuseppe Giorgiani, a Francesco Panasce, a Davide Morici, per restare qui, ma per andare a tutti coloro che vivono in Sicilia. Quanto costa essere siciliani? Bene, abbiamo calcolato che la condizione di insularità costa ai siciliani 6,5 miliardi di euro l'anno, cioè i siciliani, a differenza degli altri italiani,
sono sottoposti ad una tassazione occulta, perché non è una tassazione che risulta nell'IRPEF, o in qualsiasi tassazione, perché è occulta, perché quello che paghiamo di aereo, quello che paghiamo di treno o di nave, quello che paghiamo un bene che deve essere esportato e quindi ha costi di esportazione, sono oneri molto pesanti. Bene, 6 miliardi e mezzo dello Stato adesso stiamo negoziando, ci dovrà riconoscere, ma la competizione internazionale passa dalla condizione di insularità, cioè se non ci si riconosce un intervento finanziario a sostegno delle imprese che consente di superare la insularità, i nostri prodotti saranno sempre meno competitivi, cioè potranno puntare solo su un brand particolare, sulla bontà, sulla salubrità, ma avranno un costo che sconta la insularità. Ecco, un'altra delle battaglie che stiamo facendo è proprio l'insularità, ed ecco perché le zone franche sono molto importanti, soprattutto quelle doganali, perché consentono di avere un equilibrio, di compensare il costo dell'insularità. Questo è un tema su cui mi batto molto, ci battiamo molto come governo, e che per la prima volta viene sottolineato, cioè che la Sicilia sia un'isola, solo c'è un famoso assessore che dice che è un'isola circondata dal mare, vi ricordate? Scoprì che l'isola era un'isola circondata dal mare, ma al di là di questi personaggi più o meno naif, quello che conta è quanto costa questa insularità e come si può riequilibrare. Se siamo cittadini italiani e siamo tutti uguali, la insularità deve pesare, deve essere riconosciuta, non può essere una tassazione che puta caso poi peraltro colpisce i più deboli, cioè colpisce quelli economicamente più fragili. Quindi ecco perché Io Compro Siciliano aiuta a capire quanto pesi, quanto conti la condizione di insularità, non solo perché attraverso il Compro Siciliano si riesce a presentare all'Italia e al mondo la bontà della Sicilia e l'opportunità di comprare siciliano, ma anche gli oneri che questo vuol dire per tanti imprenditori siciliani che devono produrre in un contesto più difficile. È importantissimo, sono tantissimi anche oggi i messaggi che ci avete scritto e vi ringraziamo, vi ricordiamo anche di condividere le nostre dirette proprio per rendere questi contributi fruibili a quante più persone possibili. Salutiamo John Blandi che dà il buongiorno da New York, Mariangela Stagnitti che dice un caro saluto, ancora ne leggiamo giusto un paio prima di salutarci, c'è Tito Puleri che dice buongiorno da Naro, quindi ci troviamo dalle parti di Agrigento, Lidia Calascarcione che dice un saluto speciale al vicepresidente onorevole Gaetano Armao, quindi questo è proprio dedicato. Lidia è una bravissima produttrice di tortorici. La conosciamo bene. La conosciamo bene, infatti. Celine, che conosciamo benissimo, dice da straniera direi che non è tanto il problema che non si possa crescere professionalmente in Sicilia, ma piuttosto la mancanza di formazione, collaborazione e unione che frena lo sviluppo amministrativo e di fatto quello economico. Lo stiamo dicendo, bisogna unire le forze, dare effettivo, dice, un invito a comprare anche servizi siciliani, non soltanto i beni tangibili. E poi saluta tutti quanti, anche questo importantissimo quello che ha scritto Dario. Il saluto affettuoso a Davide Moricio e Giuseppe Giorgiani da Salvorenda. Salutiamo lo stesso Salvo, anche se non hai salutato, io il vicepresidente Panatti salutiamo lo stesso. E insomma proviamo a mettere un po' di sorriso nonostante l'argomento sia serissimo e importantissimo, perché lo spirito è quello, proprio sorridere tutti quanti con delle imprese che possano lavorare al meglio, perché la Sicilia è la terra del sorriso, ha scritto proprio Mauro Todaro, dice un brand che ci appartiene e che va promosso. Penso che qui stiamo tutti quanti dicendo da punti di vista diversi la stessa cosa, siamo siciliani, orgogliosi di esserlo e orgogliosi di portare la nostra sicilianità nei servizi, nei prodotti, in tutto ciò che comunichiamo ogni giorno e che possiamo anche vendere, dobbiamo vendere nel resto del mondo. Io ringrazio il vicepresidente Armao per essere stato con noi, grazie anche per le splendide parole spese nei confronti di Io Compro Siciliano. Grazie Francesco Panasci, ancora complimenti per il tuo lavoro straordinario. Grazie a voi. Grazie. Noi ci teniamo particolarmente a questi occhi vigili dall'alto anche nei nostri appuntamenti successivi. Davide, Giuseppe, quante cose da dire ogni giorno. Abbiamo bissato il tempo a nostra disposizione, vi dico solo questo. Ma forse siamo noi.
Oggi era veramente un argomento importante, quello di far crescere l'economia attraverso proprio la nascita di nuove attività e alla base di una crescita comune, una crescita sociale. E questo è veramente importante. Anche stare 1 ora, 2 ore, 3 ore su questi argomenti, questi sono argomenti che veramente fanno crescere anche la Sicilia in modo reale, in modo realmente tangibile. Ringrazio Nel veramente. frattempo sono arrivati i saluti di Salvo per tutto il resto Sì, ho visto. degli ospiti. Grazie Salvo. Insomma, ci dobbiamo salutare qui però. Sì, mi sa che si è fatto tardi. Ebbene sì. Ma vi ritrovo domani perché non voglio stare più senza di voi. No, domani no. Domani ti lasciamo da sola. Ragazzi. No, il problema è che sono gli ospiti che ti vogliono assolutamente, si vogliono dedicare a te di conseguenza, quindi dice queste incursioni ogni tanto, però sempre no. Va bene. E allora vi saluto oggi in modo speciale in attesa di ritrovarvi al più presto Davide Morici, founder di Io Compro Siciliano, Giuseppe Giorgiani, project manager di Io Compro Siciliano, ma i titolari delle aziende potranno parlare anche con voi quando contatteranno Io Compro Siciliano? Sì, assolutamente sì. Vogliamo parlare con loro, vogliamo condividere perché si costruisce. Insieme, sempre quella la parola, tutto insieme. Grazie ancora a tutti per averci seguiti, ringrazio Paolo Gatto per la regia, noi ci rivediamo domani sempre a mezzogiorno con Io Compro Siciliano Live. Ciao! Ciao!